s'incedeva di un colore raro sui cieli di Arasole. La pelle di luna è una vergine nuda, la terra un canapè. Così naturali le braccia del sole nel buio di una magia. Un dolce vento ninnava l'incanto del parroco di Arasole. Ombre d'oblio, a tu per tu, ampio desio, vizio virtù. Il volto del sole giunse a metà, fu crisi, talare, demoni e santità, petrolio e catrame qui a Arasole, cumenda e sottane, fumo e narghile. Il prete fuggiva sul campanile seguito dai propri segreti. L'istinto dell'uomo era istinto animale che poco ha a che fare coi preti. Preghiera e speranza, fede e carità unirono sole e luna, mentre il vento ninnava l'incanto del parroco di Arasole. Ombre d'oblio, a tu per tu, ampio desio, vizio virtù. Il cielo invocava fuochi e Belzebù, tormenti ed angosce si avvertono lassù. Petrolio e catrame qui a Arasole, galleggiano in mare il greggio e i suoi lacchè. Ci troviamo nella raffineria di Sarroch, dove gli impianti possono trasformare ogni anno 18 milioni di tonnellate di petrolio greggio in prodotti finiti. Questa enorme cifra corrisponde al 25% del fabbisogno nazionale. Oggi per le raffinerie sarde è giorno di festa. Dirigenti, tecnici e maestranze accompagnano il presidente della Saras, cavaliere del lavoro Angelo Moratti, in una visita alle attrezzature. Più che di una visita diremo che si tratta di una ricognizione, una specie di consuntivo visivo di quanto è stato realizzato. La raffineria